In un fine ottobre, dai toni primaverili, un grande successo del Festival Sardo-Polacco. La delegazione, composta da sindaci e GAL della Slesia, si è confrontata con altrettanti rappresentanti della Sardegna ed esponenti dell'impresa del settore turistico polacco. L'obiettivo è aprire nuovi canali di dialogo nello sviluppo di un mercato turistico di scambi esperienziali e culturali tra le due comunità. Il Consorzio Cagliari Centro Storico, sempre protagonista nell'organizzazione di questo nuovo e importante evento, fa parte di un programma di sviluppo di questa forte partnership fra i CCN sardi e i GAL polacchi. La comunità polacca, oltre residente in Sardegna, ha aperto le sue porte ai nuovi ospiti con gli incontri enogastronomici organizzati nel centro storico di Cagliari. Un'occasione per anticipare il festival con la celebrazione della festa dell'indipendenza nazionale della Polonia. Tanti i protagonisti dell'organizzazione: Silvia Siankiewicz, tour operator con esperienza internazionale, i GAL polacchi, i CCN sardi con i rispettivi comuni di appartenenza e i presidenti che ne fanno parte di tutta l'isola, con in testa Gianluca Mureddu, che stanno creando e attuando un modello di turismo esperienziale a 360 gradi sui territori coinvolti, con una chiave di valore identitario unica.